Dopo la strage di Parigi, realistico porsi il problema della qualità dell'accoglienza a profughi. Parole del vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Credo che sia doveroso e anche legittimo che una società che accoglie delle persone che vengono dall'estero esamini chi sono queste persone, richieda alcune condizioni e che vengano osservate alcune indicazioni, questo sì. D'altra parte, precisa, attenzione al rischio di chiudere le porte dell'ospitalità. Perché purtroppo è quello che spesso accade o che è auspicato da tante persone. Visto che qualcuno si comporta male, buttiamoli fuori tutti, non accogliamoli nessuno. Questo mi pare che sia veramente da rifiutare. Tuttavia, ora più di prima, fondamentale, ribadisce Monsignor Pizziolo, tenere alta l'attenzione e sicurezza. Discernimento anche nell'accoglienza, questo sì. Di assistenza alla comunità e delle situazioni di bisogno se ne è parlato a Vittorio Veneto in occasione del taglio del nastro di una nuova struttura della Caritas, grazie ai fondi della CEI dell'8 per 1000. La riflessione del prefetto per il clero, il cardinale Pivigino Beniamino Stella, sugli scandali in Vaticano. Queste attualità un po' dolorose certo ci fanno soffrire, ma credo che tutti le sentiamo soprattutto come una sfida. Ecco, le tentazioni ci sono sempre e dobbiamo stare molto attenti, molto vigili. L'esempio del Papa è per tutti noi che serviamo in Vaticano un continuo ricordo al nostro impegno di vita, alla coerenza personale e una vita autentica.